ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo, forché il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, 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 Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Dilettissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù, siamo giunti al 2 maggio, giorno tanto caro al popolo di Siculiana e alla sua bella tradizione, la festa di Gesù crocifisso. Oggi è il giorno della calata del il giorno in cui siamo giunti d'amore al 2 maggio, il suo volto giorno e di tanto caro al popolo di Siculiana e alla sua bella tradizione, la festa di Gesù crocifisso. Oggi è il giorno della calata, il
giorno in cui siamo giunti d'amore al 2 maggio. Il suo pensiero va in questo momento a tutti i fedeli devoti che oggi avrebbero riempito questo tempio per innalzare il loro grido all'amore che salva. Il mio pensiero a tutto il popolo devoto, a tutti i pellegrini che da secoli con fede hanno sciolto il loro voto ai piedi dell'altare. Il mio pensiero, la sua uguaglianza con Dio per salvare tutti. La sua scelta non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Gesù ha preferito la sua scelta dell'abbassamento, è stata del servizio, della umiliazione, Gesù, dell'obbedienza. Ha preferito il cammino dell'abbassamento, del servizio, della umiliazione, dell'obbedienza. Ed è proprio per questo che Dio l'ha esaltato. Per il mistero che stiamo celebrando oggi, il mistero della croce, è, miei cari, il rovesciamento della cultura odierna del stiamo celebrando oggi, dove è più il mistero della croce vince. È chi possiede, il rovesciamento della cultura odierna del mondo, chi ne dice una dove è più forte, chi vince. La croce, chi possiede, rovescia, chi non cede, questa chi sovrasta, chi ne dice è il mondo oggi più che mai ha bisogno della croce, questa cultura. Sapete perché? È il mondo oggi più che mai ha bisogno della croce, di nuovi atteggiamenti. Perché? Ha bisogno di uomini e donne che sappiano amare, bisogno di nuovi atteggiamenti di se stessi. Ha bisogno di uomini e donne che sappiano amare gli altri, miei cari, di poter vedere la bella testimonianza che tanti e donne che hanno questa tanto amato. Possiamo dire allora l'esaltazione della croce, la propria vita, perché in essa questa è l'amore per se stessi, l'esaltazione esaltata della croce, l'amore gratuito e generoso per gli altri, è sconfitto questa l'amore per se stessi e viene esaltato, miei cari, l'amore gratuito e generoso per gli altri. Questa è per noi cristiani l'esaltazione. La croce è, miei cari, l'emblema della vittoria. È la vittoria, un paradosso. Ma è per noi cristiani li usa. La croce è l'emblema della vittoria. La croce, un paradosso. Da una morte infame li usa, come quella della croce, un paradosso alla vita. La croce, dall'abbassamento totale, una morte infame è venuta, come quella della croce, è venuta la vita. La liturgia, dall'abbassamento totale, è venuta l'esaltazione unica. Sapete, qualche tempo fa della Chiesa ho letto un testo che mi è rimasto impresso e sono andato a cercarlo. Sapete, e diceva così, tempo fa ho letto che un testo che mi è rimasto impresso e sono andato a cercarlo. Pensa, e diceva così, piuttosto alla croce per imitarla, che leggi lì le troverai per edificare ciò che devi fare. Pensa, piuttosto alla croce, ciò che le scritture alludono con le parole troverai
Tutto ciò che devi concretamente presente. Ciò che le scritture non si allontani alludono dalla mano del tuo cuore, la croce tu mi legga concretamente ciò che devi fare. Questo libro, quando non si allontani dalla mano del tuo cuore, scritto non con inchiostri, legga, ma con il sangue di Cristo. Quando una volta è prezioso questo libro, aperto questo libro, non con inchiostri, gli spiriti ma con degli umili, sangue degli ultimi, si saziano di delizia. E una volta, mentre aperto questo libro, stanno a gli spiriti degli umili, degli ultimi alla tua regola, si saziano di delizie. La tua formazione, mentre gli arroganti ancora stanno a digiuno. La via che perdono di Dio sia la tua regola alla vita. La tua formazione, e allora meglio ancora, dopo aver sentito queste parole, comprendiamo perché i santi allora non trovavano, miei cari, modo migliore dopo aver sentito queste parole esprimere il loro amore a Cristo, perché stando i santi davanti non trovavano crocifisso. Modo migliore è da quella contemplazione esprimere il loro amore a la forza per donarsi ai fratelli davanti e spendersi per l'umanità. E da quella contemplazione attingevano, fratelli miei, la forza per donarsi ai fratelli e spendersi per l'umanità di Calcutta, che, fratelli miei, passò una fra la sua vita a contemplare la croce. È il grido dell'uomo della croce: ho sete. Teresa di Calcutta è divenuta madre di una moltitudine di poveri. Fratelli miei, la croce di Gesù è viva oggi più che mai. Non è un ricordo del passato, un cimelio. E celebrando questa Eucaristia noi rendiamo presente il mistero della croce. E poi l'Eucaristia che fa? Continua nella vita quotidiana. E così la croce è quella di tanti nostri fratelli ammalati, soli, senza lavoro, che vivono nella precarietà. La croce è quella dei perseguitati di ogni posto e di ogni tempo, dei profughi, degli esuli. La croce è vivere questo difficile momento storico con l'ansia per il futuro. È la croce della Chiesa che resta fedele al mandato di predicare il Vangelo, di dire la verità che libera. Fratelli miei, è la croce di tanti giovani smarriti, soli, senza ideali. È la croce di tanti anziani lasciati soli. È la croce di Gesù nell'uomo. E allora, fratelli miei, benvengano i tanti nostri crocifissi che noi appendiamo dappertutto, nelle case, nelle porte, ce li portiamo addosso. Benvengano per ricordarci, per non dimenticare che noi siamo nati da lì, da quel gesto di amore e di donazione. E senza quell'emblema che ne sostiene la ragione e ne dà la forza, ci sarebbe difficile, miei cari, difficile servire i fratelli più piccoli e vedere in essi il volto di Cristo, come diceva sempre Madre Teresa. Perché lo fai, Teresa? Perché in essi vedo il volto di Cristo crocifisso. Miei cari, da questo emblema dobbiamo ripartire ora. E di fronte a questo smarrimento, a questa tristezza, a questa paura, in mezzo alle difficoltà e alle prove
che questo tempo ci presenta, dobbiamo gridare che Gesù crocifisso rimane l'unica nostra speranza, tutta la nostra salvezza. Fratelli miei, è da una settimana che giriamo tutti i quartieri del nostro paese e non abbiamo fatto altro che dire che Gesù crocifisso è la nostra salvezza e che dopo ogni croce c'è una risurrezione. E allora guardiamo con gli occhi della fede all'alba della nostra risurrezione. Gridiamo a Gesù crocifisso oggi, è di Lui che abbiamo bisogno, è Lui che dall'alto della croce ci guarda per dare al nostro cuore la felicità vera, no le felicità illusorie, le felicità passeggere. La felicità che dà il Signore è quella che non ha fine, mai. Professiamo con orgoglio la nostra appartenenza a Lui e riponiamo nel suo cuore ogni nostra fiducia. E ancora, come popolo devoto, grideremo: viva il Santissimo Crocifisso che ci salva dall'abisso. Amen. Come popolo redento invochiamo Dio nostro Padre, che nell'albero della croce ci ridona il frutto della vita in Cristo suo Figlio. Diciamo insieme: per il mistero della tua croce, per la Santa Chiesa, perché in ogni suo gesto, parola, opera, annunzi l'immenso amore del Padre, che ha il segno più eloquente della croce del suo Figlio, preghiamo. Per il mistero della croce, salvaci, Signore. Per i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché siano servi e testimoni della sapienza dello Spirito che scaturisce dalla croce, preghiamo. Per il mistero della croce, salvaci, Signore. Per tutti i membri del popolo di Dio, perché nella vita di ogni giorno esprimano la realtà della Messa, memoriale perenne della morte e risurrezione del Signore, preghiamo. Per il mistero della croce, salvaci, Signore. Per i perseguitati a causa della fede e della giustizia, perché dalla croce di Cristo attingono la certezza della vittoria dell'amore sull'odio e sul bene e sul male, preghiamo. Per il mistero della croce, salvaci, Signore. Per le sorelle e i fratelli sofferenti nella carne e nello spirito, perché sentano la presenza consolatrice di Cristo, che illumina l'esperienza umana del dolore, preghiamo. Per il mistero della croce, salvaci, Signore. Nel cuore di Gesù crocifisso mettiamo tutte le nostre sante intenzioni, quelle che gli abbiamo manifestato all'inizio di questa celebrazione, quelle che sono rimaste inespresse. Chiediamo che la sua misericordia si estenda sul mondo intero. Preghiamo per tutti i nostri morti, per i devoti di Gesù crocifisso. Oggi in modo particolare la nostra preghiera per Nunzia. Preghiamo per il mistero della croce, salvaci, Signore. Padre ricco di misericordia, che hai esaltato il tuo Figlio
fatto obbediente fino alla morte, infondi in noi la forza dello Spirito perché possiamo portare quotidianamente il peso e la gloria della croce per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco veniamo al tuo altare, Signore, con questi doni portiamo ciò che siamo. Tu accoglici e uniscici a te, unica offerta al Padre. Questo pane, questo vino, nutrimento e bevanda dell'uomo, diverranno il corpo e il tuo sangue, la tua vita donata a noi. Ecco veniamo al tuo altare, Signore, con questi doni portiamo ciò che siamo. Tu accoglici e uniscici a te come unica offerta al Padre. Questo tempo e questa storia in cui scorre la nostra esistenza diverranno santuario vivente della tua presenza tra noi. Ecco veniamo al tuo altare, Signore, con questi doni portiamo ciò che siamo. Tu accoglici e uniscici a te come unica offerta al Padre. Questo corpo che ci hai dato, apertura alla vita del mondo, diverrà testimone fedele delle tue meraviglie per noi. Ecco veniamo al tuo altare, Signore, con questi doni portiamo ciò che siamo. Tu accoglici e uniscici a te come unica offerta al Padre. Tu accoglici e uniscici a te come unica offerta al Padre. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva Dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ci purifichi, o Padre, da ogni colpa, il sacrificio del Cristo tuo Figlio, che sull'altare della croce espiò il peccato del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nell'albero della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché donde sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero traeva vittoria, dall'albero venisse sconfitto per Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli, gli spiriti celesti e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Il corpo e il sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non so degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti alla mensa eucaristica, fa che il tuo popolo redento e rinnovato dal sacrificio della croce giunga alla gloria della risurrezione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Amen. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate aver parte alla sua risurrezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda sopra di voi e con voi rimanga sempre. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Fratelli miei, prima di procedere alla calata del velo, due cose. Innanzitutto sento di dover ringraziare il Comitato del Santissimo Crocifisso per la grande collaborazione, per la grande comprensione. Un ringraziamento al signor Sindaco, ecco, per il bel messaggio augurale che oggi ha mandato alla nostra città, ai carabinieri, al comandante, ai vigili urbani, a tutti coloro che in questo tempo si stanno adoperando per il bene comune. Un grazie a questi ragazzi che si assistono durante queste celebrazioni religiose, ecco, e a Giuseppe Saieva, che non potete vedere perché manovra la telecamera, ecco, perché si è sacrificato, ecco, ogni giorno e ha reso possibile tutto questo. Un grazie a tutto il popolo santo di Dio che in questi giorni, ecco, ci ha accolto nelle strade, ecco, con grande amore, con grande gioia, con grande fede e grande devozione. E poi, miei cari, un grazie, ecco, alle famiglie, giusto pure dirlo, alle famiglie che ci hanno offerto questo addobbo floreale a lode e gloria di Gesù crocifisso. Tutto è segno d'amore, ecco, verso Dio e verso i fratelli. Miei cari, un'ultima cosa: è giunto un nuovo decreto circa le disposizioni per la celebrazione delle esequie. Il Vescovo, in concordo con
con le istituzioni governative, il Comitato Tecnico Scientifico e la Segreteria Generale della CEI ci donano quelle che sono le indicazioni da seguire per il rito delle esequie. Si dice così: è possibile celebrare le esequie con la messa sia in chiesa sia all'aperto, in spazi idonei contigui alla chiesa. Non è consentito celebrare in spazi non di pertinenza della parrocchia. Di seguito vengono indicate alcune disposizioni condivise dalle autorità di cui sopra, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Il luogo della celebrazione, la chiesa, sia igienizzata regolarmente mediante la pulizia delle superfici e degli arredi con idonei detergenti ad azione antisettica. La stessa cosa venga fatta per la celebrazione all'aperto. Strumenti necessari. Il parroco provveda a dotarsi di un termometro digitale o di un termoscanner. Parimenti dovrà dotarsi di alcuni dispenser igienizzanti per le mani. Per quanto riguarda i partecipanti alle esequie, riguardo ai partecipanti ci si dovrà attenere scrupolosamente alle disposizioni ministeriali che consentono l'esclusiva partecipazione dei congiunti e comunque fino al massimo di 15 persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Se qualcuno facesse problemi, il celebrante dovrà chiudere la chiesa e celebrare il solo rito delle esequie senza la messa al cimitero. Spetta alla famiglia individuare le 15 persone ammesse al rito funebre e consegnarne l'elenco nominale all'agenzia funebre che si farà garante per l'ingresso. Un addetto alla sicurezza, individuato dal parroco, sarò o io o Don Mario, dovrà misurare la temperatura corporea attraverso un termometro digitale o un termoscanner. Questa disposizione è richiesta anche per le celebrazioni all'aperto. Venga bloccato l'accesso a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37,5 o presenti altri sintomi influenzali o abbia avuto contatti con persone positive. Il presbitero che celebra la messa e il rito delle esequie indossi la mascherina, avendo cura di coprirsi adeguatamente naso e bocca e mantenga un'adeguata distanza di sicurezza dai partecipanti. Per quanto riguarda la distribuzione della comunione, prima di distribuire la comunione, il celebrante dovrà curare l'igiene delle proprie mani con un dispenser da tenere vicino all'altare. Per ridurre al minimo gli spostamenti, sia il celebrante stesso a recarsi ai posti dove i fedeli sono disposti nel rispetto della distanza sanitaria. Lo stesso abbia cura di porre la particola sulle mani dei fedeli, evitando il contatto fisico con esse. Terminata la celebrazione, il parroco abbia cura di favorire il ricambio dell'aria negli ambienti utilizzati. Il parroco informi tempestivamente la comunità sulle disposizioni di sicurezza sopraindicati, sia attraverso i canali di comunicazione di cui la parrocchia dispone, sia affiggendo all'ingresso della chiesa appositi cartelli informativi, con la speranza di tornare al più presto alla normalità per riprendere il nostro cammino di fede comunitario. Vi saluto cordialmente insieme al neoeletto arcivescovo coadiutore Alessandro. Agrigento, 1 maggio 2020, Francesco Cardinale Montenegro, arcivescovo. Bene.
Ecco, questo vi dovevo comunicare, ve l'ho comunicato. Domani la Santa Messa solenne alle ore 11, il Rosario alle 10:30, la Messa alle 11. Poi alle 15 ci sarà l'atto di affidamento. Miei cari, qui dentro la chiesa, come oggi, non ci sarà niente, quindi niente di niente. Ecco l'atto di affidamento a Gesù crocifisso. Avete ricevuto l'immaginetta con l'atto di affidamento, voi nei balconi, io dalla chiesa, insieme un cuor solo e un'anima sola nella lode del Signore. Buona festa a tutti e ora procediamo alla calata del velo. Viva Gesù crocifisso!